siamo fiduciosi, è sempre seme che spargiamo, vero? Amen. Gloria a Dio. E poi diamo modo anche a chi non è venuto in chiesa di poter quantomeno partecipare ascoltando la parola del Signore. Apriamo la Bibbia nel Vecchio Testamento, in 1 Samuele capitolo 27, leggiamo quanto il Signore ancora ha messo nel mio cuore, però vogliamo tutti confidare nello Spirito suo Santo. Alleluia. Alleluia, l'invito alzate in piedi quando lo trovate. 1 Samuele capitolo 27, leggeremo tutto il capitolo e poi faremo qualche altra lettura più avanti. Gloria al Signore, amen. Amen. Dio sia lodato. Amen. Davide disse in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saulo. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduto ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele e io sfuggirò alle sue mani. Davide dunque si mosse e con i 600 uomini che aveva con sé andò da Achis, figlio di Mauc, re di Gat. Davide si fermò presso Achis a Gat, egli con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva con sé le sue 2 mogli, Ahinoam di Israele e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Allora Saulo, informato che Davide era fuggito a Gat, smise di cercarlo. Davide disse ad Achis: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi, perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella città reale? E Achis quello stesso giorno gli diede Siclag. Perciò Siclag è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno d'oggi. Davide rimase nel paese dei Filistei 1 anno e 4 mesi. Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Gesuriti, dei Girziti e degli Amalechiti, poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese, dal lato di Sur fino al paese d'Egitto. Davide devastava il paese, non vi lasciava in vita né uomo né donna, e prendeva pecore, buoi, asini, cammelli e vesti. Poi tornava indietro e andava da Achis. Achis domandava: dove avete fatto la scorreria oggi? Davide rispondeva: verso la regione meridionale di Giuda, verso la regione meridionale degli Ierameliti e verso la regione meridionale dei Chenei. Davide non lasciava in vita né uomo né donna da portare a Gat, poiché diceva: potrebbero parlare contro di noi e dire: così ha fatto Davide. Questo fu il suo modo d'agire tutto il tempo che abitò nel paese dei Filistei. Achis aveva fiducia in Davide e diceva: egli si rende odioso a Israele suo popolo, così sarà mio servo per sempre. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Davide, gloria al Signore. Sembra strano, eppure Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, ha attraversato nella sua giovinezza una crisi che lo ha portato poi a lasciare il popolo di Israele e a stare con i nemici del popolo di Israele, i Filistei. Tutto questo perché? Perché era inseguito da Saul, che lo voleva uccidere, perché era geloso. E Davide è entrato in una crisi profonda, perché colui che lo aveva accolto come un figlio, il re Saul, ricordiamo la storia, vero? Dopo aver ucciso il gigante, lo accoglie alla sua corte, lo tratta come un figlio. A un certo punto, perché Davide aveva successo militare, era amato dal popolo, una gelosia strana, ma
più che strana, diabolica, invade il cuore di Saulo, e invece di continuare ad amare Davide lo vuole uccidere per liberarsi da questa minaccia, lo vedeva come una minaccia. Davide fugge, è costretto a fuggire e quindi rimane fuggiasco, e proprio in questo periodo entra in crisi. Abbiamo letto il primo verso, dice: Davide disse in cuor suo, un giorno o l'altro perirò per mano di Saulo, questo mi insegue, prima o poi mi prenderà e mi ucciderà. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Voglio soffermarmi, perché a volte anche nel credente viene presa la decisione di abbandonare il popolo di Dio, la Chiesa, perché guardando come va la propria vita sembra che tutto vada storto, no? E il senso è questo: ma a che serve continuare ad andare in chiesa? A che serve far parte della chiesa? Essere un cristiano evangelico di fede pentecostale, a che serve? È un pensiero che può subentrare nella vita di ogni credente, ma ascoltatemi bene, lo dico perché l'ho vissuto io. È più facile che questo pensiero subentri anche nei giovani, che invece di stare nella chiesa si rivolgono ai Filistei, stanno fuori. Subentra questa ribellione che magari altri non comprendono, ma sicuramente Dio comprende. Quello che vi dico, vi sto predicando, è perché l'ho vissuto io nella mia vita. Anch'io un giorno ho detto, nato nella famiglia cristiana, in chiesa, da piccolo, in scuola domenicale, ma perché non posso andare fuori? Gli amici mi chiamano, io devo sempre dire no. Perché? E questo perché? Perché mi ha portato poi un giorno fuori dalla chiesa. Ho cercato un rifugio, tra virgolette, presso il re dei Filistei, proprio come Davide. E senza che mi rendessi conto, mi sono trovato a servire un signore che non era il mio Signore. Oltre al Signore c'è il Signore dei Signori, che è il nostro Signore, ma c'è un altro che vuole essere padrone della tua vita. Qui viene paragonato, come lo vedo spiritualmente, paragonato come a questo re dei Filistei, che è contento che Davide, l'unto di Dio, si sia allontanato dal popolo di Israele e sia adesso dalla sua parte. Non so se riesco a spiegarmi. È successo nella mia vita. Non riesci a capire il perché, il come, ma ti trovi a fare le stesse cose che fanno quelli che non hanno mai conosciuto la grazia di Dio. L'abbiamo letto. Davide ha cercato rifugio presso il re di Gat, un re dei Filistei, nemici storici di Israele, e si è trovato a fare scorrerie come facevano i Filistei. Rubava, ammazzava uomini e donne senza pietà. Riesco a spiegarmi, fratello e sorelle? Non l'avrebbe mai fatto. Se uccideva perché era in battaglia, e uccideva per difendere Israele. Ma in questo caso uccideva
per delle scorrerie, per rubare agli altri, si è trovato per 1 anno e 4 mesi a vivere in questo modo. Gloria al Signore. Non abbandoniamo la presenza del Signore, la grazia di Dio, perché quello che troviamo fuori è qualcosa che, senza che ce ne accorgiamo, ci prende sempre di più, ci prende al punto da farci conformare proprio con quelle stesse persone che adesso noi udiamo non lodare il nome di Dio, bestemmiarlo. Fratelli e sorelle, non ci meravigliamo, questo può accadere. Davide, per quanto ha potuto sperimentare la conoscenza di Dio, esperienze profonde da ragazzo, da fanciullo, ha sperimentato l'aiuto di Dio, il suo soccorso. Da fanciullo ha ucciso un gigante con una fionda, nel nome dell'Iddio che tu offendi, nel nome dell'Iddio di Israele, nel nome dell'Iddio degli eserciti. Amen? Amen. Ha scagliato quella pietra che ha ucciso quel gigante. Alleluia, sono esperienze che ha fatto. Eppure adesso da grande si ritrova a vivere qualcosa che non aveva mai pensato di poter vivere. Addirittura uno dei figli di Saulo, Jonathan, lo amava tanto, erano diventati tanto amici, si amavano come fratelli. Vedete a che punto Davide era entrato nella famiglia di Saulo, trattato come un reale. Veniva considerato dall'esercito il condottiero per eccellenza, tanto che si cantava su Davide. Saulo ha ucciso i suoi 1000 e Davide ha ucciso i suoi 10.000. Era forte in battaglia, e mentre combatteva salmeggiava al Signore, riconosceva che la sua forza, la sua capacità era dovuta alla guida del Signore, alla protezione di Dio. Amen. Eppure si ritrova a prendere una decisione in cuor suo che non è stata guidata dallo Spirito del Signore, è una decisione del tutto personale. Invece di essere guidata da Dio, dallo Spirito del Signore, è guidata da qualcun altro che vuole che prendiamo decisioni sbagliate. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ogni decisione che prendiamo ha una conseguenza. Potete dire amen? Amen. Amen. È così, ogni decisione che prendi ha una conseguenza. E i ragazzi prendono decisioni sbagliate. A volte anche i più grandi prendono decisioni sbagliate. Ma di fronte alle conseguenze poi non le vogliamo affrontare, vogliamo fuggire dalle conseguenze. Gloria al Signore, alleluia. Achis aveva fiducia in Davide, questo re aveva fiducia in Davide, talmente lo aveva conquistato, aveva fatto capire che ormai non voleva nulla a che fare con Israele, che questo nemico giurato di Israele si fidava completamente di Davide e diceva: egli si rende adesso odioso a Israele, il suo popolo sarà mio per sempre. Alleluia. Il diavolo vuole averti. Il diavolo, ascolta, vuole averti. Ma io ho accettato Gesù. Davide era stato unto. Se possibile, il diavolo sedurrebbe anche gli eletti di Dio. Ricordiamoci che ha la sfacciataggine di osare anche dove non gli è concesso. Ha avuto la sfacciataggine di tentare Gesù
Vi ricordate? Amen. Appena battezzato, Gesù fu portato allo Spirito, fu condotto nel deserto. Senza mangiare, senza bere. È il diavolo. Comanda a queste pietre che diventino pane. Così non soffri più. E come si difendeva Gesù? Sta scritto. Amen? Amen. Sta scritto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. Così si difendeva il Signore davanti agli attacchi del nemico di Satana, perché in quel momento era uomo, e vero Dio, e nella sua qualità di uomo è stato tentato, così come noi siamo tentati sempre da questo nemico, che io dico è già sconfitto. E lui lo sa che è sconfitto. Amen? Alleluia. Si scaglia contro la Chiesa, contro i figli di Dio, contro gli eletti. Alleluia. Sta a noi prendere le decisioni giuste. Io per un periodo della mia vita, nella mia giovinezza, mi sono allontanato dal Signore e sono gli anni più bui della mia vita. Poi non so, il Signore ha avuto pietà di me, grazie a Dio sono tornato sui piedi. E non smetterò mai di ringraziare il Signore che mi ha accolto. Alleluia, non smetterò mai di ringraziare il Signore, di servirlo, perché so da dove mi ero cacciato e dove mi stavo buttando per morire, ma il Signore mi ha salvato. Alleluia. Vedete? Andando avanti nella lettura, ve lo riassumo perché è una bella storia che ancora continua. I Filistei vogliono partire in guerra contro Israele e si presenta pure Davide a combattere Israele, vuole combattere per i Filistei contro Israele con i suoi 600 uomini. Un altro re dei Filistei disse a questo Achis: che ci fa Davide con noi? Ormai è con noi dalla nostra parte, vuole venire anche lui con noi. No, rivolgendosi a Davide dice: che ci fai qui? Che ci fai qui? Questo non è posto per te. Sapete quante volte, mentre mi trovavo dove non dovevo essere, se ci penso mi viene la pelle d'oca. Qualcuno mi ha detto: ma che ci fai qui? Mi ricordo una volta, non ho mai fumato spinelli o cose del genere, ma stavo per farlo una volta, non l'ho fatto. Un ragazzo mi disse: non è per te, che ci fai? E non era il ragazzo che parlava, era il Signore che mi voleva evitare qualcosa di brutto per la mia vita. Ma che ci fai qui? Mi guardò: ma che ci fai? Io ero amico con tanti, sono sempre stato amico con tutti. Avevo amici universitari, amici che stanno studiando, amici che lavoravano, amici meno istruiti, ma tutti andavano d'accordo con me e andavo d'accordo con tutti, anche se poi privilegiavo di frequentare alcuni. Grazie a Dio, in questo Signore mi ha sempre salvaguardato. Gloria a Dio. Ma in quel momento, in quel contesto, anche io ho ascoltato queste parole: ma che ci fai qui? Lascia stare, allontana. Marco, e via. Oh, grazie Signore. Amen. Amen. Alleluia. Se andiamo nel mondo, noi faremo parte del mondo, ma non ne facciamo parte, perché qualcuno ci ha comprati. Amen. Amen. Alleluia. Anche se per ribellione, per un momento ti allontani dalla grazia di Dio, dal popolo di Dio, sappi questo: tu fai parte del popolo di Dio. Amen. Alleluia. E Dio vuole riportarti lì dove è il tuo posto. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Questo è successo a Davide pure.
questo re filisteo dice: ma che ci fai qui, Davide? Ma io mi fido di lui, quest'altro re dei filistei, è con me ormai da anni, da un anno, più di un anno, mi porta quello che ruba, mi porta il suo bottino, uccide, è uno di noi. No, non può essere uno di noi, fa l'altro, no? Se continuate a casa la lettura è molto bella, affascinante, una bella storia. E questo si dice a Davide in parte: guarda, gli altri re non ti vogliono. Ma perché? Io l'ho dimostrato la mia fedeltà. Sì, è vero, io mi fido di te, ma siccome noi siamo uniti, noi filistei siamo e tu non sei un filisteo, hanno paura che tu, invece di combattere il tuo popolo, puoi rientrare in te e invece di aiutarci nel combattimento tu combatti contro di noi. A me Davide cosa fa? Li lascia e capisce che deve lasciare, li lascia. Gloria al Signore. Però succede qualcosa. Leggiamo qualcosa ancora in 1 Samuele capitolo 30. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Cioè Davide lascia il suo rifugio, lascia la sua sicurezza, tra virgolette, e quando ha lasciato il suo rifugio qualcuno l'ha preso. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco, le loro mogli e i loro figli erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israele e Abigail di Carniel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. Attenzione qui, perché qui avviene la conversione poi di Davide. Davide ritorna al Signore. Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e dei loro figli. Cioè tutti quelli che erano con Davide, che lo avevano seguito da quando aveva lasciato Saulo, adesso vogliono lapidarlo. Lui è il solo contro tutti. E fratelli, benedetto veramente quel momento, quando il Signore permette che tu sei solo contro tutti, perché quello è il momento più fragile della tua vita ed è il momento nel quale il Signore interviene in un modo radicale. Amen. Erano amareggiati a motivo dei loro figli e dei loro figli, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Amen. Amen. La situazione era pazzesca. Avevano lasciato la loro città per andare a combattere contro Israele. I filistei dicono: vattene che tu con noi non ci combatti, tornano a casa, e trova il suo luogo di rifugio completamente depletato. Avevano rubato tutto e persino le mogli, i figli, avevano preso tutto. Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. La reazione di Davide fu una reazione guidato dal Signore, si ricordò che il Signore è fedele. Invece di reagire e magari uccidere gli uomini che erano con lui e che volevano lapidarlo, lui stesse zitto e si fortificò nel Signore, e lo scrittore dice nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech: ti prego, portami qua l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. Prima di consultare il Signore, prima di pregare, ecco, lui sapeva
Era una regola, era una legge sacerdotale data a Mosè di indossare un abito ad arco, l'efod. E dice al sacerdote: dammi l'efod. E consultò il Signore. Amen? Amen. E il Signore cosa fece? Risponde. Quando noi lo cerchiamo, il Signore ci risponde. Amen. Anche se sei lontano dalle sue vie, il Signore non vuole perderti, ma se lo cerchi, Lui non ti lascia solo in quella condizione. Amen, ti risponde. La reazione di Davide fu quella di cercare il Signore, si fortifica nel Signore, nel suo Dio, cerca il Signore, lo prega, cerca il consulto, cerca un consiglio da parte del Signore. Davide consultò il Signore dicendo: devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? E il Signore rispose. E voglio dire amen, perché il Signore è colui che risponde. Amen. Avevo bisogno di tante risposte nella mia vita. Grazie a Dio tutte quelle risposte me le ha date Lui. Il Signore risponde e gli dice: inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Questa fu la risposta del Signore. E Davide andò con i suoi 600 uomini. Questi 600 uomini, 200 lo lasciarono. No, non andiamo più avanti. Gli sono rimasti 400 uomini. Dopo aver fatto un po' di strada, questi 400 uomini si stancarono e 200 ancora si fermarono. Ma Davide con quei 200 uomini prosegue e incontra un egiziano. Versetto 11: trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane che gli mangiò e dell'acqua da bere. E gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e 2 grappoli d'uva passa. Quando egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. E Davide gli chiese: a chi appartieni? Di dove sei? E poi gli rispose: sono un giovane egiziano, servo di una Amalechita. E il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi ammalai. Guarda caso, il Signore gli fa incontrare questo egiziano che era schiavo di quegli Amalechiti che avevano rubato ogni cosa a Davide. A me? Era un caso? No, tutto è stato guidato da Dio. Perché Davide ha consultato il Signore, è andato avanti, certo e sicuro di quella risposta che aveva avuto da Dio. Gli uomini lo lasciarono, altri uomini lo lasciarono, ma lui era convinto di quella parola che aveva ricevuto da Dio e andò avanti. Incontra questo egiziano, schiavo, e figura di ogni uomo che cade sotto il potere di Satana, che viene sfruttato e poi lasciato, abbandonato. Così fa Satana. Al momento sembra che ti dà tutto il mondo, ti dà tutto quello che desidera il tuo cuore, ricchezze. Se sei un giovane ti dà tante ragazze, se sei una ragazza e vuoi l'amore ti dà l'amore della tua vita, ti dà tutto quello che desideri. Ma verrà il momento che ti lascerà da solo, da sola, ti abbandonerà perché non avrà più niente da prendere se non la tua vita. Amen. Amen. E invece questo egiziano trova Davide, che subito si prende cura di un'unità da mangiare, dalle fichi secchi, pane, aveva fame. Davide è figura di Cristo, si prende cura delle anime, delle persone. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Poi Davide scopre che cosa? Che questo sapeva dove erano gli Amalechiti, lo cura
gli dice: portami da loro. Io ti porterò da loro, dice questo egiziano, però se tu mi prometti che non mi uccidi. È la mia parola, non ti ucciderò. Portami da loro. Quell'egiziano conduce Davide dagli Amalechiti e leggiamo: Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani, al versetto 17. E non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Davide da solo con 200 uomini diede loro addosso dalla mattina alla sera, non si stancò di combattere fino a vincere, fino a riprendersi tutto quello che gli era stato tolto, oltre a tutto quello che già possedevano gli Amalechiti, animali, pecore, buoi, e così via. Portò un grande bottino a casa. Alleluia, amen. Gloria al Signore. Nella strada del ritorno incontrano i 200 uomini e poi gli altri 200 uomini, no? Che l'avevano, tra virgolette, lasciato. E gli uomini che erano con lui danno questo consiglio a Davide: teniamoci tutto il bottino per noi, questi non sono venuti con noi a combattere, anzi mandiamoli via, ci hanno lasciati soli. E invece Davide prende una santa e saggia decisione: no, anche se non sono venuti con noi, fanno parte sempre di noi, divideranno con noi il bottino. Gloria al Signore. Come cambia Davide? Vedete? Quando c'è la presenza del Signore nella propria vita c'è saggezza, non si entra in confusione, ma tutto dipende dalle scelte che tu fai. Se scegli di stare sempre con Cristo, dalla parte di Cristo, alla presenza di Cristo, le tue scelte saranno scelte consigliate dall'alto. Ti lascerai guidare dalle tue scelte e queste scelte ti porteranno a benedizione. Amen? Amen. Ma se entri in crisi, ti lasci sopraffare da questa crisi, prendi in cuor tuo la decisione che non devi prendere, questa decisione sarà sempre contro la tua vita e sempre contro quella benedizione che Dio ha stabilito per la tua vita. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci aiuti, amen, fratelli e sorelle, anche nei momenti difficili, a sapere aspettare, a confidare nel Signore. Certo, immagino Davide era stanco ormai di aspettare, di scappare da Saulo, ma Dio lo aveva avuto re di Israele. Prima o poi avrebbe preso quel trono, sarebbe diventato re di Israele. Bisognava solo aspettare. E poi aspettando, Dio ha fatto la sua parte. Saulo viene ucciso in battaglia. Amen. Alleluia. E tutto il popolo, senza re, si ricorda di Davide. Noi abbiamo Davide e lo acclamano come re, diventare il proprio re. Amen. Perché i piani di Dio sussistono per sempre. Non entrare in crisi. Ma se Dio ti ha fatto una promessa, quella promessa, sappi che anche se passeranno anni, passeranno tutto quello che vuoi, le promesse di Dio sono sì ed amen. Devi solo saperlo aspettare. Amen? Ma non andare nei filistei. I filistei sono nemici di Dio, nemici del popolo di Dio. Non andiamo nel mondo, non facciamo le cose del mondo e ci comporteremo come fa il mondo. Ricordiamoci che siamo figli di Dio, scelti da Lui, comprati col suo prezioso sangue. Amen? Amen. E ricordiamoci che anche se entriamo in crisi, Dio ci comprende. Per mezzo del suo figliolo Gesù, Gesù ci comprende. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia, gloria.